La gara segna del rosso sul calendario già da parecchie settimane. Sul sintetico del Pietro Gangemi si gioca la 24esima e terzultima giornata del campionato di prima categoria. Nel girone D il Torregrotta lancia la sfida a Riviera Nord, che occupa la vetta con 3 punti di vantaggio, padroni di casa, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Furci, che non ha permesso di avvicinare la capolista ferma per il turno di riposo. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Motta della sezione di Siracusa, quando grazie all'ausile dell'immagine a cura di Francesco Morabito scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo. Al quarto d'ora prima occasione di marca Torrese con Pergolizzi per Isgro che si libera bene, sfera a rimorchio per Trimboli e va con il destro, colpisce in pieno il legno. Giro di boa della prima frazione di gioco, punizione di Giordano e uno schema, sfera per Isgro che calcia su Pergolizzi che insacca ma in posizione di offside per il direttore di gara. Alla mezz'ora azione personale di Murò che da ottima posizione però con il destro non inquadra il bersaglio grosso. 3 minuti più tardi Isgro apre a destra per Rotella, sfera nell'area di rigore dove c'è Calabrò che anticipa Zingales ma mette fuori. Minuto 38, sempre solo Torregrotta in zona offensiva, rimessa per Calabrò, sfera a rimorchio da Pergolizzi, attento Raimondi para. Al 41esimo, ultima emozione della prima frazione di gioco, Isgro ruba la merendina a Doddis, mette dentro ma Raimondi smanaccia bene il pallone nel cuore dell'area di rigore, tramonta sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Inizia con un cambio con Battaglia che rileva Calabrò, 5 minuti al rientro in campo delle formazioni, si vede in avanti anche Riviera Nord con Gentilesca che apre per Doddis, calcia benissimo ma vola Foti a mettere in corner. Minuto 57, palla lunga per De Marco in posizione di offside, si presenta davanti a Foti ma il pallonetto non si insacca in rete. 2 minuti dopo l'ora di gioco torna ad offendere il Torregrotta, palla di Rotella per Isgro che da dentro l'area di rigore prova il mancino sull'esterno della rete. Secondo cambio intanto con Bonafini che rileva Rotella. Al 75esimo Riviera in 10 uomini, lancio di Giordano per Murò che supera Amante, lo stende poco prima dell'ingresso in area di rigore, secondo giallo e conseguente rosso. Un quarto d'ora in inferiorità numerica per i ragazzi di Mister Caruso. Prova a sfruttare la superiorità allora il Torregrotta con la punizione di Giordano, la sfera non trova l'impatto di nessun giocatore. All'80esimo tocca a Morabito prendere il posto di Crucitti. Minuto 85, Trimboli parte palla al piede e fa tutto da solo, supera Zingales, mette dentro dal compagno di squadra Bonafini che calcia addosso a Raimondi da ottima posizione. Era di fatto un rigore in movimento nel finale. Scampoli di gara anche per Consolo Coniglio in luogo di Murò, ma non accade più nulla al Pietro Gangemi, pari e patta 0-0 tra Torregrotta e Riviera Nord, al quale ora manca solo di fatto la matematica per festeggiare il passaggio in promozione.